Eccoci pronti per una nuova edizione del nostro TG, ma cominciamo dai titoli. Facoltà di Medicina, il TAR respinge il ricorso presentato dall'Università Magna Grecia e apre all'Unical Catanzaro, scrivono i giudici amministrativi, non può ritenersi unica sede. Inappropriatezza dei ricoveri, la Regione chiede il conto, sarebbero 70 i milioni finiti nelle casse di strutture sanitarie del centro e del nord Italia. Ernesto Magorno, eletto sindaco di Diamante, vittoria dedicata a Caselli. Anziano ucciso e bruciato in casa nel 2013 nel Vibonese, giallo risolto, i carabinieri arrestano il nipote della badante. Continuano i furti nell'area industriale di Rende, nella notte altre 5 aziende prese di mira. La settimana che si apre dovrebbe essere foriera di novità per le squadre calabresi, trattative in atto per Cosenza e Crotone. Ben ritrovati dalla redazione del TG10 in apertura, lo avete sentito, all'Università della Calabria, perché il Tribunale amministrativo regionale ha respinto il ricorso presentato dall'Università Magna Grecia di Catanzaro in merito alla facoltà di medicina, aprendo di fatto all'Unical Catanzaro. Proprio queste sono state le parole scritte nero su bianco dai giudici: non può ritenersi unica sede. I particolari del nostro servizio. Sulla facoltà di medicina il TAR apre a Cosenza. Per i giudici amministrativi infatti Catanzaro non può ritenersi l'unica sede. È stata depositata la sentenza con cui il TAR ha respinto il ricorso presentato all'Università Magna Grecia contro la decisione della Regione di istituire alcuni tirocini dei corsi di professioni sanitarie nell'azienda sanitaria provinciale di Cosenza. Disputa che risale al 2012, quando a Cosenza vennero attivati i tirocini per i corsi di infermiere pediatrico e per tecnico della prevenzione dell'ambiente nei luoghi di lavoro. Dopo anni dunque la sentenza del TAR apre uno spiraglio per la facoltà di medicina all'Unical, una battaglia che da anni porta avanti il professor Andò. Do una lettura attuale a questa sentenza, che non deve creare inutili steccati tra i due atenei, tra cui intercorre una collaborazione progressivamente coesa e che va sempre più consolidandosi. E su cui anche occorre aggiornare il ceto politico, che deve acquisire strumenti e mezzi culturali adeguati per cimentarsi sull'alta formazione in sanità, da vivere non come questione di una parte della comunità regionale, ma come questione che attiene l'intera comunità regionale. Medicina a Cosenza dunque potrebbe rappresentare un'opportunità in più per gli studenti calabresi. Si aprono delle maglie che possono far diventare ancora più protagonista la scuola madre, che è appunto la scuola medica della Magna Grecia, capitalizzando l'apporto che nell'ambito della formazione sanitaria e medica può dare anche il nostro Ateneo, certo da una posizione non ancillare ma di riconosciuta eccellenza. I doppioni appartengono alla lettura soprattutto di chi ha vissuto la propria posizione, sto parlando in termini di ruolo politico, attraverso l'esercizio della provvidenza, dell'investitura, ma non attraverso l'interpretazione protagonista delle scelte utili allo sviluppo complessivo della nostra regione, nel caso specifico allo sviluppo della formazione sanitaria e medica della nostra regione. Ancora per la sanità parliamo di ricoveri non appropriati, la Regione chiede il conto, pensate sarebbero 70 i milioni finiti nelle casse delle strutture sanitarie del centro e del nord Italia. Vediamo.
La Regione pensa a una manifestazione di interesse per l'individuazione di una società specializzata per l'analisi dei dati relative all'inappropriatezza della cura, voce importante per il volume di denaro che muove nell'ambito della mobilità passiva. La scelta di una società specializzata si rende necessaria, si apprende da ambienti regionali, per il fatto che, secondo quanto accertato dal governo calabrese, la somma relativa ai DRG non appropriati ammonterebbe a 70 milioni di euro su un totale di 319 milioni che la Regione versa nelle casse delle strutture sanitarie del centro e nord Italia per consentire a 55.000 che ogni anno affrontano i cosiddetti viaggi della speranza. Ma il lavoro che dovrà fare la società, che risulterà vincitrice della manifestazione di interesse, non dovrà solo occuparsi dei costi eventualmente non congrui vantati dalle strutture del nord, ma anche e soprattutto verificare ciò che accade in quelle accreditate che operano in Calabria. Ciò nasce dalla necessità di conoscere con certezza ad analisi quante risorse destina il sistema sanitario calabrese per cure non necessarie e che vanno a rimpinguare le casse di altre regioni. Sarà il senatore del Partito Democratico Ernesto Magorno a guidare per i prossimi 5 anni il comune di Diamante. Già sindaco dal 2007 al 2013, Magorno si era candidato dopo la prematura scomparsa di Ernesto Caselli e proprio a Caselli Magorno ha dedicato la sua vittoria. Vediamo. Nelle immagini di Telediamante i festeggiamenti per la vittoria di Ernesto Magorno, che torna a sedere sulla poltrona di primo cittadino, una vittoria dedicata al sindaco uscente Ernesto Caselli, deceduto durante la campagna elettorale del maggio scorso. Proprio per questo il prefetto di Cosenza aveva rinviato le elezioni al 7 luglio. Magorno, parlamentare alla seconda legislatura e già sindaco di Diamante dal 2007 al 2013, ha deciso così di scendere in campo con la lista Uniti per Te, con la stessa compagine che sosteneva Caselli. Tanta emozione dopo il risultato delle urne. Ernesto Magorno ha ottenuto il 53,03% dei voti, mentre l'altro candidato, Marcello Pascale, si è fermato al 44,24%. A Caselli il neosindaco ha voluto dedicare il suo primo pensiero. L'impegno, ha detto, è quello di far tornare a brillare la stella di Diamante, realizzando quel progetto che insieme avevamo sognato. Diamante ha deciso democraticamente di voltare pagina, ha aggiunto, e con un risultato chiaro ed inequivocabile mi ha ridato la responsabilità e l'emozionante privilegio di essere sindaco di questa meravigliosa e amata città. Già oggi Magorno è al lavoro, la stagione turistica è avviata, bisognerà dunque affrontare i problemi e le emergenze che si presentano in una città turistica come Diamante. La cronaca, che apriamo con una notizia appena giunta in redazione: 3 ergastoli sono stati comminati dalla Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro al presunto boss della 'ndrangheta Nicolino Grande Aracri e altre 2 persone, Vito Martino e Salvatore Nicos. Il processo che costola degli omicidi oggetto dell'inchiesta della DDA di Catanzaro Scaccomatto riguarda una serie di omicidi ed un tentato omicidio avvenuto tra il 1999 e il 2000 tra Santa Severina, Cutro, Isola Caporizzuto nel Crotonese, tra cui quelli di Raffaele Dragone e Tommaso De Mare. E ci occupiamo invece adesso dell'anziano ucciso e bruciato in casa nel 2013 nel Vibonese. Il giallo è stato risolto, i carabinieri hanno arrestato il nipote della badante. I particolari nel nostro servizio. Era stato legato, immobilizzato, picchiato e ucciso, e poi, per cancellare le tracce, era stato dato fuoco alla casa. Ancora oggi il figlio ricorda con rabbia e dolore il momento in cui il padre 75enne fu trovato morto con il cranio e il torace fracassati, riverso a terra nella sua abitazione in contrada Scarro di Filadelfia. Che ricordi ha di quei momenti? È bruttissimo. Era. Già vedere un padre riverso a terra in una pozza di sangue, già con questo vi posso dire tutto.
Era il 20 giugno del 2013, 6 anni dopo, i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Vibo Valentia hanno risolto il mistero e individuato il presunto autore e il suo complice. In esecuzione di un mandato di arresto europeo per omicidio, rapina e incendio aggravato è stato arrestato Vasil Najdenov Ivanov, conosciuto a Filadelfia come Vasco, bulgaro di 29 anni, estradato in Italia su ordine del GIP di Lamezia Terme, l'uomo sul quale i carabinieri da subito avevano indirizzato le indagini. È stato importante il lavoro svolto nelle fasi iniziali dalla stazione del paesino di Filadelfia, che è riuscita a orientare le indagini della componente operativa della compagnia, il nucleo operativo radiomobile, che poi le ha sviluppate queste indagini addivenendo al risultato per cui siamo qui oggi, che è l'esecuzione della misura cautelare, quindi il mandato d'arresto europeo nei confronti di questo cittadino bulgaro. Un'operazione che, come spiega il procuratore di Lamezia Terme, non può ritenersi conclusa, anche perché al momento un'altra persona risulta indagata a piede libero. Si tratta di un altro bulgaro, Tiomir Antov Krasimirov, ritenuto dagli inquirenti complice e coautore dell'omicidio. L'indagine non è finita, possiamo dire che abbiamo esaurito quello che è un primo step investigativo che ci ha portato a quello che riteniamo essere l'autore dell'omicidio di Mastrandrea Andrea. L'indagine ovviamente va avanti per approfondire quella che è la causale dell'omicidio e ovviamente verificare l'eventuale compartecipazione di altri soggetti. Sono trascorsi 6 anni giustificati dal fatto che l'attività di indagine ha richiesto la collaborazione di autorità giudiziarie di altro Stato, nella specie la Bulgaria, e si è effettuata una serie di attività investigative di tipo tecnico-scientifico che hanno richiesto ovviamente un determinato tempo. Continuano i furti nell'area industriale di Rende. Nella notte altre 5 aziende sono state prese di mira. Vediamo. Proseguono i furti nella zona industriale di Rende. Ecco i ladri in azione questa notte in una delle aziende visitate dalla banda. Le telecamere di videosorveglianza poste all'esterno dell'impresa, che si occupa di impianti elettrici, mostrano i malviventi in azione che tentano di eludere i sistemi di sicurezza per introdursi all'interno e rubare attrezzature e arnesi vari. L'allarme scattato immediatamente appena forzato il portone d'ingresso ha messo in fuga i ladri, che però non hanno desistito nel loro intento, visitando, diciamo così, altre 4 aziende della zona e rubando quanto più possibile. Questa mattina i proprietari si sono rivolti ai carabinieri di Rende per denunciare i furti avvenuti e sollecitare ancora una volta una maggiore vigilanza sul territorio. Non è il primo e siamo certi che non sarà l'ultimo caso che siamo costretti a raccontarvi. Queste che vi mostriamo sono altre riprese andate in onda nei nostri telegiornali che mostrano la banda in azione sempre con lo stesso modus operandi. Serve più controllo e più tutela per chi ha deciso di investire in questa terra, ma si trova costretto ad operare sempre in continua emergenza. Era latitante da 5 anni il narcotrafficante originario della provincia di Cosenza, Nicola Assisi, è stato catturato dalla polizia. Queste e tante altre notizie nelle nostre brevi. Finita la fuga del broker della droga Nicola Assisi, 60 anni, originario di Grimaldi, nel Cosentino, ritenuto contiguo all''ndrangheta nel torinese, l'uomo è stato scovato dalla polizia in Brasile, nello stato di San Paolo. Considerato uno dei narcotrafficanti più importanti del mondo, era latitante da 5 anni. Arrestati dai carabinieri i presunti responsabili dell'omicidio di Massimiliano Falcone e Davide Iannocarri, avvenuto nel novembre del 2006 nella presila catanzarese. Si tratta di Salvatore Abruzzo, 42 anni, e Francesco Gualtieri, 39. Secondo quanto emerso dalle indagini, il movente del duplice omicidio sarebbe da collegare alla faida tra esponenti di gruppi criminali 'ndranghetisti di Borgia. E di 45.000 euro il bottino di una rapina compiuta a Reggio Calabria da 2 persone armate di pistola ai danni di una guardia giurata che aveva appena prelevato 45.000 euro da un supermercato di Viale Calabria nella periferia sud della città. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti e della squadra mobile della questura.
Intervento questa mattina dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Cosenza sulla statale 18 Tirrenica per il rinvenimento di un ordigno. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la zona. E un giovane di 22 anni è morto in un incidente stradale a Crotone lungo la provinciale che dalla rotatoria di Passovecchio si innesta sulla statale 106 Ionica. Il giovane al momento dell'incidente era alla guida della sua moto che per cause in corso di accertamento si è scontrata con un'automobile. La moto è sbandata finendo in un fosso. Il giovane, malgrado indossasse il casco, è morto sul colpo. Cambiamo argomento. Klaus Algeri è stato rieletto alla guida della Camera di Commercio di Cosenza e subito ha esposto il suo programma. Vediamo. Si è insediato il nuovo Consiglio della Camera di Commercio di Cosenza, i cui membri, presieduti dal consigliere meno giovane Nicola Paldino, hanno subito proceduto all'elezione del presidente, riconfermato l'uscente Klaus Algeri, che ha subito esposto il suo programma, che punterà ancora su innovazione, identità, promozione della cultura e del territorio. Sono contento, ringrazio tutte le organizzazioni di categoria che hanno voluto questa mia riconferma in un clima così sereno. Io ritengo che è un momento di democrazia, è un momento importante per le imprese, è un momento importante anche per il nostro territorio. È stata anche qui una prima volta perché è aperta anche alle istituzioni, non inventati ma si sono presentati, come al governatore Mario Oliverio, che ringrazio, al segretario generale di Unioncamere nazionale, che io Giuseppe Tripoli, che ringrazio, ai sindaci sia di Marcello Manda di Rende che al sindaco di Mondatto, l'avvocato Caracciolo. Permettetemi anche di ringraziare, che mi ha già chiamato con soddisfazione, al mio doppio presidente come Confcommercio e presidente come Unioncamere, il presidente Carlo Sancalli. C'è una programmazione che abbiamo in anticipo già condivisa con le organizzazioni di categorie tutte insieme, quindi proseguiamo con quell'Open Camera a Cosenza che ha portato risultati a livello nazionale e internazionale, riconoscimenti di premi sia nazionale che internazionale, fino ad arrivare che Camera di Commercio di Cosenza sia un modello da prendere a livello nazionale. Algeri, che ha anche annunciato una serie di incontri con personalità del mondo economico italiano, ha consegnato una targa al presidente della BCC Mediocrati, Nicola Paldino, per la sua recente laurea honoris causa, e il bilancio di mandato al presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio. A Corigliano Rossano è stata la nascita proprio della città unica ad essere celebrata nella settimana che a Corigliano ha visto di scena l'ormai tradizionale Festival della fotografia. Vediamo. Fino all'8 settembre nel Castello Ducale di Corigliano turisti e visitatori avranno la possibilità di visitare le mostre fotografiche realizzate da alcuni dei più grandi artisti del panorama internazionale. Si conclude così la lunga e intensa settimana della 17ª edizione del Festival Corigliano Calabro Fotografia, che è stata dedicata a workshop, presentazione di libri, lettura, portfolio e tante altre attività rivolte a quanti hanno voluto esplorare un pezzo dell'affascinante panorama della fotografia. Quest'anno il racconto del territorio è stato affidato agli scatti di Olivo Barbieri. Olivo Barbieri è un grande fotografo del panorama internazionale che è stato invitato per fare la lettura del territorio. Ha fatto degli scatti sia a Corigliano che a Rossano. È veramente una mostra interessante e diamo atto che con questo primo passaggio la nostra associazione ha accolto questa fusione. La prossima anno ci sarà veramente un supporto anche logistico in un certo modo, nulla vieta che alcune di queste mostre si possano poi presentare in qualche palazzo nobiliare di Rossano, che ce ne sono oltre 100 forse. Olivo Barbieri nella sua mostra è riuscito a cogliere un aspetto molto particolare che rispecchia lo stato d'animo della popolazione di Corigliano Rossano, senz'altro soddisfatta della nuova realtà, ma ancora un po' confusa sugli sviluppi futuri. La cosa interessante dal mio punto di vista era preannunciare la possibilità di entrare in un mistero e praticamente di ritrovarsi nella magia di un labirinto che descrive un luogo appunto non raccontabile. Io ho preferito
concentrarmi più su quello che è diventato questo luogo, scegliendo tutta una serie di situazioni che diventassero come una specie di piattaforma per cominciare a capire e a raccontare. Non credo nei racconti definitivi, ma credo nelle possibilità di innescare dei racconti. Questa è qui una storia che non è finita, mi sono solo affacciato sulle soglie. Ecco. All'Università della Calabria adesso per la vettura progettata e realizzata dai ragazzi dell'Unica al reparto corse per la stagione 2018-2019, già pronti per delle competizioni internazionali. Sentiamo. Quest'anno la sfida sarà ancora più importante rispetto agli altri anni perché ci cimenteremo nella competizione internazionale che si svolgerà in Germania ad Hockenheim, la famosa pista di Formula 1, dove affronteremo praticamente le migliori università nel mondo nel campo di questa competizione tra università del mondo. E quindi sarà veramente un banco di prova importante per noi. La vettura progettata e realizzata nel corso della stagione 2018-2019, quest'anno per la prima volta nella storia del progetto il team prenderà parte alla Formula Student Germany che si svolgerà ad Hockenheim dal 5 all'11 agosto 2019. Siamo molto fiduciosi perché dei primi testi che abbiamo fatto in pista con la nuova macchina siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto, anche se poi di fatto la competizione è tutto un mondo a sé stante. Devo dire che già essere arrivati a questo punto con i ragazzi che sono riusciti in un anno a realizzare, a completare questo progetto per noi, per me soprattutto che li seguo, è già una grandissima soddisfazione. Sono trascorsi 11 anni dalla realizzazione della prima monoposto e il percorso tracciato è stato tortuoso ma ricco di soddisfazioni. All'inizio anno io trovo dei ragazzi, quando arriviamo in questo periodo dopo 9-10 mesi di duro lavoro, io trovo delle persone completamente cambiate, trovo delle persone completamente maturate, perché è veramente un'esperienza che non è soltanto un'esperienza didattica, formativa, ma poi diventa un'esperienza umana, perché questi ragazzi imparano a lavorare in team, imparano a lavorare insieme, crescono umanamente. Io vedo delle persone che lascio degli studentelli universitari e trovo degli ingegneri alla fine di questo percorso maturi e pronti per affrontare il mondo del lavoro. Lo sport, il calcio, la settimana che si apre dovrebbe essere foriera di novità per le squadre calabresi, trattative in corso per Cosenza e Crotone. Vediamo. La fase di calma apparente che precede la tempesta, ma senza dubbio i colpi di calciomercato in fase preparatoria. Il weekend porta in dote al Cosenza 3 nuovi obiettivi di calciomercato più una conferma, a partire da Salvatore Monaco, difensore sondato dal Crotone nella scorsa sessione di calciomercato. 2 centrocampisti, uno maggiormente difensivo, quella Raffaele Bianco che tanto piace a Piero Braia, e Michael Kingsley leggermente più offensivo, e un esterno d'attacco con caratteristiche più o meno simili a quelle di Embalo, Yves Baraie. 4 obiettivi fattibili per una settimana che come non mai si prospetta infuocata. Il cerchio si stringe in casa vibonese, Asta in vantaggio su Modica per il dopo Orlandi, siamo alle battute finali. Il tandem di portiere che difenderà alla porta del Catanzaro invece sarà formata da Borra e Voltolini. Settimana intensa anche per la Regina che punta a chiudere per l'ex Cosenza Blondette ed alza il pressing per Evacuo, linee roventi ed il meglio può ancora arrivare. Padre Fedele Bisceglia e il Paradiso dei Poveri hanno fatto partire oggi il 41esimo container verso l'Africa e quindi hanno voluto ringraziare i benefattori. Vediamo. Come da tradizione è davanti al comune di Cosenza che vengono riempiti i container che Padre Fedele invia in Africa e stavolta parte il numero 41, destinazione Madagascar, riempito anche di attrezzi per l'agricoltura grazie a tanti benefattori, tra cui anche Franco Corbelli che ha donato centinaia di copie del libro dedicato al piccolo Sisse, grazie al quale sono state raccolte molte offerte. Questo va nella foresta del Madagascar, nella foresta dove non c'è nulla e dove noi, grazie a voi, carissimi benefattori, italiani e canadesi, abbiamo creato un dispensario. Questo dispensario vuole essere attrezzato e noi lo stiamo attrezzando, mattonelle, lettini, eccetera. Partirà oggi, però
da Salerno partirà il 13 e arriverà il giorno 23 agosto. Noi saremo lì il 5 di settembre e quindi scarichiamo, costruiamo e siamo la lunga mano di voi benefattori. Grazie a voi tutti, ma il miglior grazie ve lo darà Gesù Cristo. Lì c'è bisogno di tutto, come vedete c'è una varietà di elementi, altri che ancora ne devono arrivare e lì serve tutto, quindi qualsiasi cosa noi abbiamo recuperato lì viene riutilizzata. La cosa importante è che noi rendicontiamo tutto, quindi questo container verrà consegnato quando arriviamo noi, è una cosa bella anche perché dà la conferma ai cittadini che ciò che danno, i loro sacrifici vengono ripagati con la chiarezza, con l'onestà, perché tutto viene consegnato ai poveri veri di questa comunità che si chiama Zaffi Maniri, che è un villaggio in piena foresta dove Padre Fedele ha fatto questo dispensario, grazie anche ai benefattori di tutto il mondo. E chiudiamo con le previsioni del tempo. Anche per l'inizio di questa settimana sulla nostra regione continuerà l'influenza dell'anticiclone alimentato da aria calda di origine africana, che garantirà pertanto tempo stabile, con caldo anche oltre le medie del periodo, in ulteriore lieve aumento. Solo da giovedì sembra prospettarsi un blando peggioramento delle condizioni meteo, con calo delle temperature su valori prossimi a quelli del periodo. Domani cielo sereno per gran parte della giornata, solo dal pomeriggio nubi medio-alte potrebbero transitare sulla Calabria, in particolare quella centro-settentrionale. Temperatura in aumento ovunque con picchi di 37-39 gradi. Sulla Valle del Crati. Domani mari quasi calmi o poco mossi ovunque. Venti deboli di direzione variabile sul Tirreno, dai quadranti meridionali deboli sullo Ionio. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie a regia a Michele Cava e messi in onda a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento.